Oggi voglio portarvi a Monselice. Monselice è una cittadina della provincia di Padova che si trova ai piedi dei Colli Euganei. Le principali attrattive della cittadina di Monselice sono il castello, composto di 4 nuclei, definito Castello Cini, che a tutt'oggi ospita una delle collezioni d'armi ed armature più importanti d'Europa. Importanti perché rappresentano delle collezioni complete. Accanto al castello della città di Monselice è possibile visionare il Mastio Federiciano, una torre difensiva voluta e costruita da Federico II di Svevia che svetta sulla rocca che domina la città. Però Monselice vale la pena essere visitata anche per il percorso delle 7 chiesette. La famiglia veneziana Duodo volle costruire le 6 chiesette a completamento del percorso in modo da ottenere dalla città di Roma l'indulgenza, quella stessa indulgenza che i pellegrini che visitano le maggiori basiliche della città di Roma durante l'anno giubilare ottengono. Quindi la città di Monselice vale la pena essere visitata per innumerevoli motivi e non da ultimo anche per l'evento che si sviluppa soprattutto nel mese di settembre e che è il Palio della Giostra. È una settimana di manifestazioni, giochi di corte, una sfilata tra le contrade che si completa addirittura con l'attenzione degli sbandieratori. Voi che cosa conoscevate di Monselice? Avete notizie storiche riguardanti questa cittadina? Se sì, vi chiedo di scrivermele e di completare le informazioni che io vi ho già dato scrivendole qua sotto.